Si preannuncia un pomeriggio di fuoco quello di domani al Carini di Pieve di Soligo. Alle 16 si giocherà infatti la finale per l'elezione della nuova dirigenza del Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene. Una storia infinita fatta di contestazioni, diffide, pareri di esperti, PEC e carte bollate. Un muro contro muro che tutti oramai chiedono crolli per il rilancio di uno dei consorzi più importanti del Veneto e d'Italia. Per me l'importante è che sia un'assemblea sufficientemente serena perché abbiamo bisogno della DOCG che cominci di nuovo a correre assieme a tutto il mondo del Prosecco. Per cui qualsiasi soluzione condivisa per noi va benissimo. Ecco, l'augurio che faccio è che si trovi una condivisione che si è persa negli ultimi mesi. I segnali però sono tutt'altro che confortanti, visto che oggi l'ultimo consiglio di amministrazione via web pare si sia concluso a metà, con alcuni membri che hanno chiuso bruscamente il collegamento rifiutandosi di andare oltre. Le regole rimarranno quelle stabilite da tempo, ovvero verranno eletti 4 viticoltori, 5 vinificatori e 6 imbottigliatori, dai quali dovrà emergere il nuovo o la nuova presidente. E qui al momento siamo già oltre, perché dalle parti già si annunciano contestazioni sui possibili nuovi eletti, figuriamoci sul presidente. Già sfumata la sfida tutta al femminile tra Cinzia Sommariva ed Elvira Bortolomiol, ora tornerebbe in auge quella di Ludovico Giustiniani, già presidente veneto di Confagricoltura. Di sicuro lo sblocco di questa situazione oramai ferma da anni viene atteso non solo dalla Marca, ma da tutto il Veneto e non solo, stanco di vedere una guerra per le poltrone. L'obiettivo non è chi occupa le poltrone, ma è qual è la qualità di chi oggi occupa le poltrone e quali sono gli obiettivi che si pone.